buongiorno a tutti e come potete vedere siamo a Casera Ceresera. Passerò una notte qui e poi probabilmente partirò domani. Ho appena finito di mangiare con gli amici ed ora li raggiungo che sono già partiti, mi hanno anticipato per andare ad esplorare il sentiero del Crozeraz e Pianscalon. Loro sono a piedi, io in bici. Li accompagno, gli indico la strada e poi farò dei pezzi io in bicicletta e loro casomai torneranno indietro. Qui, eccoli qua. Yeah. No, non ho neanche la forza per saltarlo, cioè le gambe stanchissime. Ma sarà mi? Qua. E sono parecchio stanco perché ho fatto 1200 metri di dislivello partendo capo al Cinigo appena un paio d'ore fa. Sto ancora digerendo, sono stanchino, sì. Di qua. Qua, dopo questo. Questa è Val Frattuzza e Valbona. Invece noi dobbiamo andare dritti per Fontana del Fagher, Pianscalon. Questo è bello, l'ho già fatto una volta quando avevo ancora la Torpado. Oggi non lo facciamo, anche se era in programma. Se no io avevo programmato fare Pianscalon appunto e scendere giù fino a Piancanaie e tornare su di qua da Val Frattuzza. Di qua. Turisti, sempre 3P ai turisti.
questo è Tevalzug de Valliselle, che continua il 991. Tutto questo è il sentiero Croceraz. Qua invece deviamo e andremo verso la Fontana del Fagar. Aspetto un po' e li raggiungo. Più avanti è stretto, non si passa, non riesco a superarli. Sempre sti turisti, mamma mia, le piene di gente oggi. Ah! Niente di grave, becca questo. Siamo vicini a Fontana . Mi sto per entrare nelle carni. Dovremmo esserci. Eccola qua. Viene giù da qua. La Fontana del Fagar. Di qua. Prova a vedere se ci sono dei segni là, perché se no scendiamo tanto e bisogna recuperare dopo. Vedi se c'è ancora per perdere tempo. Siamo già quasi arrivati, mi sa. Credo di sì. Ehi! Qua, eccoci qua. Whoop. Whoop. Area Wilderness, si va a destra, quell'altro continua dall'altra parte. Attenzione ai ghiottitoi qua, Attenzione qua a sinistra, che ci sono delle voragini. Wow. Ormai qua è la traccia, è l'angolo dove deve essere. Là ci sono le grotte. Mamma mia, che meraviglia. Wow. È magnifico, guarda che gruppo roccioso. Però io cercherei di non andare dentro negli avvallamenti, possibilmente lo lascio lungo il sentiero che si veda.
Fai? Sorridi? Si vede qualcosa? Sì, sì, dai. Wow. Adesso andiamo giù di qua noi. Avevo preso un'altra via, mi pare, o un po' più avanti. Comunque dovremmo essere già sulla strada per Pianscalò. L'altra volta eravamo venuti su per la strada del Calvario. Madonna, le fango qua. Non riesco a stare dritto. Ok, di là dovrebbe essere. Qui è questa. Di qua. È questa. Yeah. Siamo giusti? La traccia mi dice che io sono sceso da qua e dovrei continuare di là. Il GPS mi dà sempre sbagliato, vado giù e mi dice che sono fuori, poi torno su e mi dice che è là e non riesco più a capire per dove devo andare. Ho capito che questa strada è aggiuntiva, il sentiero viene giù di qua e noi ci siamo finiti sopra, è l'unico modo per tornare a casa, credo che sia seguire questo. Adesso vado un po' avanti per vedere cosa mi dice il GPS, poi ricontrollo, non troppo però. Accidenti. Comincio ad essere massa stanco.
Cavemos del fango. Ah, eccola qua. Dunque è questa. Proviamo a vedere di là se riusciamo a beccare l'entrata, ma ho paura di no. Mi dà che è là da qualche parte, però non riusciamo a percorrerlo. Sono solo poche centinaia di metri, ma vabbè, dai. Deve essere la strada per Pianscalon che viene giù, ma non vedo niente. Questa, eccola qua. Ah, ok, oggi non ce la faccio a farla. Siamo a Baracca Pian dei Lovi e qua dovrebbe esserci un sentierino che va giù, ma non c'è niente che va giù, casomai che va su. Di qua credo. Ah, sì. Per cui la Prandarola è a destra, dritto, qua. È un cacchio. Una serva alta. Dovremmo esserci. Wow, sì, è questo. Questa è la strada per Pianrosada. Qualcosa che non va nel cambio, adesso lo controllo, spero solo che ci sia acqua. Oh, cacchio. Ormai ho preso troppo i botte sta qua, e dunque quella grande rimane esposta. Per questo per me sarebbe meglio un monocorona, ma non i soldi. Sembra che resti dentro, ma ho paura che la catena soffrirà parecchio di questo. Questa è la strada da cui siamo venuti giù, quella per Pian dei Lovi, antica cava Prandarola. La capanna Cimbra.
a sinistra. Ecco qua. Sono morto.